La partita della settimana è stata offerta da Pagin Prefabbricati SPA. Amici sportivi in ascolto e visione, buon pomeriggio. Lo stadio comunale di Campodarsego ospita oggi il match fra Campodarsego e Feltrese Prealpi, valido per il campionato di eccellenza Girone B, nona di ritorno. In palio punti pesanti per entrambe le formazioni, il cui obiettivo a questo punto della stagione è la salvezza, senza passare dai play-out. Cielo poco nuvoloso, terreno in buone condizioni, temperatura intorno ai 18 gradi, pubblico delle grandi occasioni. Le formazioni: Campodarsego in completo bianco, Pettenò, Mantovani, Zaramella, Volpin, Roma, Bertocco, Lebran, Piran, Viola, Riberto, Falco. A disposizione di mister Andrea Brocca, Nalesso, Stancanelli, Tiso, Turculet, Costa, Neagù, Ballarin. Feltrese Prealpi in granata: Cavarzan, Ferraro, Salvadori, Giazzon, Polesana, Dariz, Pierguidi, Moretti, Marinelli, Balloma, Argenta. A disposizione di mister Marco Marchetti, Doro, Gris, Scalet, Veron, Daldin, Pauletti, Piaz. Arbitro il signor Nuvoli della sezione AIA di Alghero. Assistenti Mangano di Verona e Frigo di Este. Fischio d'inizio alle ore 15, da domenica prossima si gioca alle 16. Campodarsego 21 punti, Feltrese 24, per i locali una vittoria potrebbe valere l'aggancio. Sesto minuto, prima conclusione, ci prova Marinelli, il suo destro finisce a lato. Ottavo minuto, su ripartenza veloce dei biancorossi, la conclusione stavolta è di Falco, sul fondo. Va vicino al gol il Campodarsego, Viola sul limite dell'offside, avanza e tenta il pallonetto che Cavarzan intercetta col petto. 22esimo, passaggio filtrante di Piran, velo di Viola, inserimento di Falco e botta vincente, Campodarsego in vantaggio. Passano 4 minuti, lancio assist di Roma, Falco prova la volée, troppo centrale, Cavarzan in due tempi. Ottimo ancora Viola a crederci, anticipa il portiere di testa, poi Polesana tocca con la mano. L'arbitro assegna il penalty ed estrae il cartellino giallo per il difensore. Dagli 11 metri Viola non sbaglia, minuto 36, Campodarsego 2, Feltrese 0. Viola ancora spina nel fianco della Feltrese, la sua velocità di movimento, poi il destro troppo alto. Sul 2-0 a favore del Campodarsego finisce il primo tempo. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla ripresa. Al secondo minuto uno dei migliori in campo, Mauro Lebran, inventa un destro da applausi, la traversa gli nega il gol. Dal limite su calcio di punizione a portiere battuto è Riberto a centrare il palo. Marinelli dal limite si gira e rasoterra insidioso su cui Pettenò si accartoccia. Decimo, sul lungo cross di Riberto, scontro aereo tra Falco e Polesana, alla peggio l'attaccante. Sostituzione d'obbligo, Ballarin e la mischia. Minuto 19, su calcio da fermo ancora Viola di destro a gonfiare la rete. Doppietta personale e decimo sigillo stagionale. Campodarsego 3, Feltrese Prealpi 0. Volée di Riberto dal limite, Cavarzan respinge. 40esimo, Feltrese da calcio di punizione, su Pierguidi ottimo Pettenò si allunga e devia. 45 e 58, in recupero pieno la Feltrese accorcia le distanze, troppo leggera la difesa dei biancorossi. Pierguidi, il migliore dei suoi, sigla il suo primo gol stagionale. Dopo 4 minuti di recupero il triplice fischio, Campodarsego 3, Feltrese Prealpi 1. Pagin Prefabbricati SPA è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di prefabbricati metallici da oltre 20 anni, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio. Garage Prefabbricati. La nostra gamma di prodotti include dei moduli prefabbricati progettati e realizzati per essere utilizzati come garage per automobili o per ricovero attrezzi. Il design
design, le caratteristiche tecniche ed il prezzo molto competitivo li rendono una soluzione ottimale per soddisfare tutte le necessità di ricovero mezzi ed attrezzature, anche in zone residenziali. Pagin Prefabbricati SPA a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 55 64 355. Per le interviste si ringrazia Jolly Box SRL. Daniele Pagin, presidente del Campodarsego. 3 punti cercati, 3 punti arrivati. Sì, cercavamo questa vittoria perché per noi era un scontro diretto, cioè stiamo puntando per la salvezza diretta. Diciamo che siamo in una fase positiva perché comunque da 5 partite stiamo facendo il risultato. Abbiamo fatto 2 partite in casa qua, 2 vittorie, stiamo anche giocando bene, cioè la squadra sta giocando come doveva giocare, abbiamo trovato anche entusiasmo, abbiamo trovato il mister ha trovato il modo per far giocare la squadra e insomma abbiamo trovato anche la convinzione, per cui siamo in piena ripresa. Le ultime 5 partite abbiamo fatto insomma 3 vittorie e 2 pareggi e stiamo andando bene. Così era l'obiettivo, no, non è l'obiettivo, però diciamo che da gennaio, quando abbiamo fatto la preparazione invernale, abbiamo tentato di partire, però adesso stiamo andando bene. Allora, i risultati vengono. Oggi abbiamo visto anche una buona cornice di pubblico. Vuoi lasciare un messaggio ai tifosi? Sì, i tifosi li ringrazio sempre perché nonostante la classifica sono sempre numerosi, anzi forse vorrei dire anche di più con una battuta, però li ringrazio sicuramente perché ci seguono anche fuori casa, fanno dei pullman e in casa sono sempre numerosi e per questo li ringrazio. Quindi speranza piena per una salvezza abbastanza tranquilla. Sì, adesso siamo anche euforici, per cui sì, oggi diciamo abbiamo anche convinto in campo, per cui puntiamo sicuramente alla salvezza piena. Marino Macagnan, presidente della Feltrese Prealpi. Oggi non è andato come era nelle previsioni. No, in effetti non è proprio andata come era nelle previsioni, anche perché noi stavamo attraversando un buon momento, giocavamo bene, avevamo anche la squadra caricata al punto giusto, sapevamo che oggi la partita era molto difficile perché con una diretta avversaria per la salvezza, ma sapevamo che questa squadra vale molto di più che la salvezza e noi eravamo convintissimi di portare via almeno un pari, così li tenevamo a distanza. E invece devo riconoscere che dopo 10 minuti iniziali giocati bene, dove sembrava che prendessimo in mano il pallino del gioco, poi subito il gol ci siamo sciolti come la neve al sole, insomma, e in effetti abbiamo meritato pienamente la sconfitta. Allora, 2 gol subiti negli ultimi 7 incontri, guardando un po' indietro quello che è successo nel girone di ritorno. Oggi cos'è successo? Io spero che sia solo quella classica giornata storta che ti capita. Noi in effetti ce ne sono capitate pochissime giornate storte, me ne ricordo quella precedente con il Dolo, dove avevamo una squadra che giocava, abbiamo sempre giocato bene a calcio e ci capitano questi blackout improvvisi. Può anche darsi che noi avevamo diversi giocatori un po' acciaccati, abbiamo anche diversi giovani inseriti nell'organico, quindi ci può stare che magari ti capitano queste giornate, insomma. Solo che siccome che adesso siamo invischiati bene nella lotta non dobbiamo più perdere colpi, insomma. Andrea Brocca, mister del Campodarsego. 2 partite in casa e 6 punti. Sì, questo era un po' l'obiettivo, se volevamo sperare di risollevare un po' le sorti. È andata bene, direi che anche per tutte e 2 le partite abbiamo meritato di vincere, quindi ce lo siamo anche meritato. Adesso abbiamo trovato così un po' il bandolo della matassa, siamo un po' risaliti e questo ci fa ben sperare. Ecco, c'è evidentemente margine per una salvezza.
Sì, sì, assolutamente sì, ma questo lo pensavamo anche da prima, se no voglio dire, se ne potevamo rimanere a casa, quindi ci abbiamo sempre creduto, dovevamo un po' recuperare un po' tutte le forze, capire qual era il modo giusto e creare un tipo di mentalità che adesso abbiamo, quantomeno nelle ultime 3 partite, perché anche ad Olo comunque abbiamo fatto una buona partita, quindi sono 3 partite che giochiamo in un determinato modo e questo fa ben sperare. Se pensiamo ai gol fatti dal Campodarsego, la vostra classifica vi vedrebbe all'8° posto. Sì, beh, gol ne abbiamo fatti, il problema è che ne abbiamo anche presi, per cui alla fine conta solo vincere e farne uno più degli altri, poi se pareggi 2-2 diverse partite fai un punto solo, se vinci 1-0 ne fai 3, quindi l'importante è farne uno più degli altri. Ecco, un'ultima cosa, l'infortunio al vostro Falco. Sì, adesso devo ancora accertarmi, Benedetto che ha avuto un taglio in testa, adesso valutiamo un po' la situazione. Dispiace perché era in un buon momento, se non sbaglio nelle ultime 3 partite aveva fatto 3 gol, quindi era un momento in cui stava bene, però meglio un taglio in testa che si cura che non uno strappo, no? Che lo perdo per diversi mesi. Adesso vediamo l'entità del danno comunque, quindi penso sia recuperabile. La ditta Jolly Box SRL, presente da quasi 10 anni sul mercato, è specializzata nel noleggio di strutture prefabbricate per diversi utilizzi, quali uffici, mense, bar, biglietterie, box, servizi igienici e spogliatoi. I moduli prefabbricati Jolly Box offrono il più ampio ventaglio di applicazioni presenti oggi nel mercato del noleggio e si caratterizzano per modularità, flessibilità ed economicità. Jolly Box fornisce soluzioni per i diversi settori di mercato, dal civile all'industriale, dal privato al pubblico, e mette a disposizione dei suoi clienti un servizio e un'assistenza completa. Studio della soluzione ideale alla preventivazione. Consegna all'installazione e ritiro, pulizia, supporto tecnico, sicurezza alla copertura assicurativa. Jolly Box è a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 920 1683.